Operazione Verità stamani sugli immobili del comune di Agrigento. Il comune, come vi dicevo in conferenza, ha una quantità di immobili, di terreni che debbono essere fatti fruttificare e quindi portare entrate nelle casse comunali. Oggi è una sorta di Babele, molto spesso abbiamo trovato in questi 3 mesi di analisi, di introspezione su tutto ciò che era il cartaceo disponibile, abbiamo trovato delle condizioni veramente al limite del paradosso, anzi proprio paradossali, cioè il comune che non sa chi gestisce un suo bene, chi ne ha le chiavi, se percepisce o non percepisce una rendita. E quindi è stata messa in piedi un'operazione Verità che ci porterà intanto a fare fruttificare questo patrimonio che è veramente notevole e può costituire fonte di entrata. In altri termini, ad Agrigento su questo tema la ricreazione è finita, perché non è possibile che c'è gente che detiene beni del comune senza corrispondere alcunché al comune, quindi questo diciamo è intollerabile non solo dal punto di vista della ordinaria, minimale buona gestione, ma anche perché impatta con i rigori della Corte dei Conti. Ci sono degli esempi clamorosi? Ce ne sono tanti, immobili di 3 piani dati a privati che gestiscono un'attività che è comunque remunerata e senza pagare alcun canone al comune. Ci sono magazzini nella disponibilità di privati per i quali non si paga alcunché, ci sono beni che producono significative fonti di reddito che sono nella proprietà comunale per i quali il comune non incassa il becco di un quattrino, o comunque anche istituzioni per così dire importanti che hanno scopi sociali che il comune poi paga per quanto riguarda le sue prestazioni a prezzo pieno, gli mette a disposizione un immobile di 3 piani e non percepisce alcun introito o non viene compensato diciamo, il pagamento con il servizio. Ecco, questo non è più possibile e da questo momento in poi è stata messa un'attività in piedi intanto con l'ufficio patrimonio che sarà seguito in questa attività che fino ad oggi non è stata compiuta. Dopodiché c'è una regia di controllo, un sistema per così dire a pettine, con 2 persone che sono di fiducia diretta del sindaco e che avranno il compito a loro volta di controllare lo stato di avanzamento delle attività. Grave ad esempio la questione del passaggio pluripiano, una grossa perdita per il comune. Tra l'altro il parcheggio pluripiano non è certamente il fatto più eclatante, ma è significativo, cioè una struttura che in questo momento è mal gestita, che ha un costo globale dell'ordine di 350.000 euro, oltre la manutenzione che non si è fatta fino a questo minuto, gli oneri di pulizia fatta male, gli oneri di manutenzione diciamo anche straordinaria che ci sono in immobili di questo tipo, della illuminazione. E a fronte di che cosa? Di entrate per 98.000 euro, una perdita secca di 250.000 euro, gestito malissimo e mal fruito dai nostri concittadini, quindi deve essere fruito meglio. L'inizio della prossima settimana vedrete pubblicato su internet il bando pubblico che prevederà la terziarizzazione del bene, per cui così come accade in tante parti del mondo e in tante città italiane, siciliane, che hanno sposato la modernità, questo è un modo per garantire la funzione sociale e fare efficientamento.